Buongiorno ragazzi e buona settimana. La iniziamo come al solito facendo memoria del nostro battesimo attraverso il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nella preghiera di questa mattina vorrei richiamare quanto raccontato dal Vangelo di Marco che abbiamo ascoltato ieri nella celebrazione dell'Eucaristia domenicale. Il Vangelo racconta che un tale corre incontro a Gesù, gli si butta alle ginocchia e gli fa una domanda molto molto seria. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? È una domanda seria. Vita eterna possiamo tradurlo con il termine felicità piena, completezza di vita, pienezza di gioia. Questo tale vuole il di più, vuole realizzarsi completamente. Gesù gli indica la strada dei comandamenti e questo tale risponde: io li ho osservati fin dalla giovinezza, ho fatto tutto quello che è prescritto di compiere, ma non sono ancora felice. Allora Gesù gli indica questo di più che lui può raggiungere, rispondendogli: una cosa sola ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. La felicità la si raggiunge non tanto nel fare cose straordinarie, quanto piuttosto nell'essere dono per gli altri, nel non trattenere nulla per sé, ma nell'offrire tutto quello che siamo per il bene altrui. E poi nella sequela di Gesù, nel metterci a camminare dietro di lui. Mi son dimenticato un passaggio davvero tanto importante e bello in questo racconto. Prima di dare la risposta, Gesù fissa lo sguardo su quello di quel tale. Lo sguardo di Gesù è uno sguardo carico di amore. In quel momento Gesù esiste solo per quel tale. Guarda a lui e crede in lui, si fida delle sue capacità, delle sue potenzialità. Ecco, cari ragazzi, mi piacerebbe davvero che quello sguardo si posasse su ciascuno di voi e davvero voi sentiste che il Signore si fida di ciascuno di voi, si fida di te, vuole bene a te, crede nelle tue capacità. Oggi celebriamo la memoria di un grande santo, dei nostri giorni, veramente più dei miei giorni che dei vostri, Giovanni XXIII, che è stato il Papa che ha voluto il Concilio Vaticano II, celebrato nel 1962, una rivoluzione nella Chiesa e nel mondo. Di Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono, vi lascio questa frase, che sento importante per me e penso bella anche per voi. Ve la leggo. Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensare alle tue frustrazioni, ma al tuo potenziale irrealizzato. Non preoccuparti per ciò che hai provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. Buona settimana ragazzi. Non consultatevi con le vostre paure, ma date spazio ai vostri sogni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.